Buongiorno a tutti. Tutto bene con voi? Sì, ieri ho quasi litigato con la mia moglie. Devo confessare i miei peccati prima di iniziare un culto, no? Perché sono arrivato a casa e lei stava annaffiando i fiori. Io ho detto a lei, ma Astrid, domani ci sono i battesimi della chiesa. Sì, ma che cosa c'è? Sempre quando ci sono i battesimi c'è la pioggia. Non serve annaffiare le piante, ma grazie a Dio oggi è una giornata bellissima. Sole, chi si ricorda dell'ultimo battesimo circa 4 settimane fa? Quella bellissima pioggia. Ma oggi vogliamo vivere questa giornata in modo molto speciale con la Chiesa di Dio, un picnic, un agape, con i battesimi e vivere questa esperienza con Cristo Gesù. La conversione è qualcosa stupenda. E quando una persona si converte, eu sempre dico que nós dobbiamo fare una grande festa. Tanti anni fa ho saputo di una storia di una chiesa in Svizzera che quando una persona si convertiva loro aprivano una champagne perché era un momento di celebrare quella grande conquista. E veramente la conversione è una trasformazione. Voi che siete del Veneto qua, invece dello champagne dovete usare che cosa? Prosecco, no? Ma noi dobbiamo celebrare la conversione. E o battesimo è una dimostrazione di qualcosa che già è successo. Quando una persona ha riconosciuto Cristo Gesù come il Salvatore e Signore e adesso è lo Spirito Santo nella sua vita che comincia a guidare la sua storia, la sua vita. E è questo che per noi è una grande gioia oggi. E stiamo celebrando un culto ao nostro Dio, stiamo vivendo questa esperienza com o nostro Dio oggi, questo culto. È un culto unico, eu sempre dico, un culto non si ripete. Il giorno 29 di agosto alle 10:30 sarà l'unico giorno e perciò che noi staremo celebrando questo culto di adorazione al nostro Dio e ascoltando le testimonianze di fede delle nostre sorelle. Oggi sono 3 che ascolteremo. E io vorrei leggere all'inizio di questo culto Geremia 29, do versetto 12 in poi. Tu che sei a casa oggi, speriamo di registrare dopo il battesimo, che tu possa dopo seguire il battesimo. Mi sentite? Oh, adesso sì, ok. E tu che sei a casa oggi, staremo registrando anche, dopo possiamo inviarvi tutta questa grande gioia che la Chiesa sta vivendo. Geremia 29, versetto 12, è un testo che noi conosciamo, e quando una persona sta conoscendo e scoprendo il Signore, questo brano diventa una preghiera e una risposta della preghiera. Geremia 29, 12. Voi mi invocherete, verrete a pregar-me e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, e qua c'è un segreto importante della nostra vita. Perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Avere una esperienza con il Signore quando con tutto il mio cuore lo cerco e Dio si fa rivelare. Così se tu non conosci ancora chi è questo Dio, tu cominci a avere questa esperienza di cercarlo con tutto il cuore e dire: Dio, io ancora non ti conosco, le persone parlano di te, ma io vorrei sapere chi tu sei. Ma quando esiste un desiderio di cuore, tu vedrai una rivelazione di Dio. E questo è prezioso. Mi cercherete con tutto il vostro cuore e io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore. Stiamo offrendo questo culto ao Signore che ha trovato a noi, che si è lasciato essere trovato da noi, questo Signore che si è rivelato. Perciò staremo vivendo questa esperienza in questo culto di adorare, cantare, ascoltare, sentire quello che il Signore ci parla, ma soprattutto la nostra offerta a Lui. Il Signore ci ascolterà. Chiudi i tuoi occhi, preghiamo e possiamo vivere questa esperienza profonda com o Signore. Nosso Padre, quanto è prezioso e bello stare qua, pregare, parlare con te, sentire, oh Padre, la tua voce, sentire la tua presença, cercar-te com tutto il cuore e tu si lascia trovare, oh Padre, perché tu sei un Dio che ama stare vicino a noi. Viviamo in un mondo, Padre, dove sentiamo la mancanza d'amore, sentiamo la mancanza di un abbraccio, ma quando stiamo cercando a te, questo amore, questo abbraccio possiamo trovare. E tu ci sei. Grazie per ogni persona, Padre, grazie per questa esperienza, grazie per l'esperienza di fede in te.
e grazie perché possiamo avere la libertà di offrirti questo culto, solo per te, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen? Possiamo cantare? Qual è la prima canzone? Qual è? Siamo riuniti tutti qui per adorare il nome del Signore Gesù. Possiamo stare in piedi? Se tu já hai fatto un sorriso alla persona al tuo fianco, io non lo so, perché c'è la mascherina che non si può vedere. Ma un batter d'occhio, fare questo sguardo alla persona, ela si sentirà già la tua presenza, questo grande amore. Possiamo stare in piedi, cantiamo, adoriamo. Já stanno mancando le sedie qua, ok? Veramente já possiamo inserire, grazie a Dio per questo. Cantiamo, adoriamo e con questo canto. Ok? 3, 2, 1, via! Aleluia do nome Senhor. Possiamo le nostre mani? Riuniti tutti qui per adorare il nome del Signore. È vero? Siamo riuniti tutti qui per adorare il nome del Signore. Siamo riuniti tutti qui per adorare il nome del Signor Gesù. Adoriamo Gesù. Adesso gli uomini. Tutta la giustizia in Lui, sono completo solo nel Signore. Tutta la giustizia in Lui, sono completo solo nel Signore. Tutta la giustizia in Lui, sono completo solo nel Signor Gesù. Adoriamo Gesù. Adesso vediamo le donne. Così alziamo le nostre mani, magnificando il nome del Signore. Così alziamo le nostre mani, magnificando il nome del Signore. Così alziamo le nostre mani, magnificando il nome del Signor Gesù. Insieme adoriamo. Adoriamo Gesù. Siamo riuniti. Siamo riuniti tutti qui per adorare il nome del Signore. Siamo riuniti tutti qui per adorare il nome del Signore. Alleluia. Siamo riuniti tutti qui per adorare il nome del Signor Gesù. Adoriamo Gesù. Alleluia al tuo nome Signore. Ed è questo il tempo per lodare il tuo nome. E questa è la giornata, Signore, per dedicare a te, per lodare il tuo nome, Signore, per ringraziare la tua bontà che è su di noi ogni giorno, Padre. Vieni, questo è il tempo per adorare. Vieni. Vieni, a Lui con cuore consegnato. Così come sei. Vieni, così come stai per adorare. Vieni, così come stai davanti al
così come stai davanti al Padre. Vieni. Alleluia il tuo nome, Signore. Applaude al Signore, che è degno di lode e di onore. Alleluia il tuo nome, Signore. Salmo 118. Apritemi le porte della giustizia, io vi entrerò e celebrerò il Signore. Questa è la parola del Signore, i giusti entreranno per essa. Ti celebrerò perché mi ha risposto e sei stato la mia salvezza. La pietra che i costruttori avevano disprezzata è diventata la pietra angolare, e questa è l'opera del Signore. È cosa meravigliosa agli occhi nostri. Alleluia! È una cosa meravigliosa poter lodare il Signore e ricordare ogni giorno di tutto ciò che il Signore è per noi. Noi abbiamo in mente, Signore, noi chiediamo che tu possa farci sempre ricordare di questo, di quello che Lui è nelle nostre vite. Benedizioni. Il Signore ha la misericordia che si rinnova ogni mattina, ed è questo il luogo che lo Spirito Santo ha toccato il nostro cuore stamattina, perché la parola del Signore dice che neanche la voglia di lodare il Signore non è merito nostro, è il Signore che tocca il nostro cuore, che noi abbiamo bisogno di lodare il nostro Signore. Amen? E io non trovo parole, Signore, per ringraziare la tua bontà questa mattina. Lodiamo. Non trovo parole per ringraziare la tua bontà. Tu mi circondi ogni giorno con la tua fedeltà. Tu non lasciarmi dimenticare che quello che sono e quel che sarò e tutto ciò che ho vieni da te, Signore. Non trovo parole. Non trovo parole per ringraziare la tua bontà. Circondi ogni giorno con la tua fedeltà. Tu non lasciarmi dimenticare quello che sono e quel che sarò, e tutto ciò che ho vieni da te, Signore. Lasciarmi dimenticare quello che sono, quel che sarò e tutto ciò che ho viene da te, Signore. Confido in te. Confido in te, dipendo da te.
il tuo nome, Signore. Potete sedervi? Aleluia, Senhor. Questo microfono è bello, devo aspettare 7 secondi, no? Ok. Hoje nós vogliamo ascoltare in questo momento le testimonianze delle persone che hanno accettato Gesù, che hanno riconosciuto Gesù. Irati, dove sei tu? Vieni qua. Laura. La Valentina è già arrivata o no? Valentina ancora no. Lei abita lontano. Ok. La Chiesa vuole sentire la vostra testimonianza. Irati frequenta la nostra comunità a Padova. Domenica scorsa lei già ha fatto la sua testimonianza. Io ho detto, Irati, vieni anche a Treviso oggi, condividere anche la tua esperienza di fede, perché è bellissimo vedere e sentire questa testimonianza. E Laura, quella famosa domenica del battesimo, chi si ricorda, lei faceva la sua testimonianza e c'era un vento che nessuno ascoltava. E la gente mi ha detto, Pastore Caio, quello che ho sentito era bellissimo. Lei può ripetere? Eu ho detto, parlerò con la Laura. E a Laura ha detto, sì, pastore, posso fare davanti alla Chiesa. Così ho lasciato Laura adesso con 45 minuti. Ok. E Irati con 2 minuti, ok? No, no, tranquilo, ok. Irati. A paz do Senhor. Allora, voglio iniziare come da noi in Brasile si usa sempre, a paz do Senhor. A paz. Io sono emozionatissima perché questo percorso fino a qua oggi era un sogno che pensavo che era di mia madre e invece ho scoperto che è mio. Per 52 anni ho vagato nel buio, non capivo che cos'era, sentivo questa ricerca di pace e ho cercato da tutte le parti e non l'ho trovato. E purtroppo o nell'amore o nel dolore. E ho scoperto quanto avevo bisogno di Dio e quanto Lui era presente nella mia vita il giorno che è morta mia madre. Perché la sua promessa nella nostra vita di noi figli era che lei ha sempre chiesto a Dio, ha sempre pregato in ginocchio da quando io sono piccola per la salvezza di noi fratelli. Noi siamo in 7. Non c'è stata una notte che io non mi ricordo nella sua vita veramente difficile che lei non era in ginocchio a pregare. Ore. Le vigilie che andavamo da piccole, perché sai come in Brasile non si può scegliere la religione fino a che hai una certa età, vai insieme ai genitori. E andavamo con questo gruppo di fratelli, sempre 7, in fila indiana, andavamo. Mia madre era di una chiesa di San Cristóvão, in un quartiere, però frequentava più il Jacaré, che allora ancora non era la striscia di Gaza, adesso è la striscia di Gaza. E noi salivamo questo percorso, tutti i fratelli con lei, facevamo mi pare su 8-9 chilometri, ma non ci pesavamo, partivamo e facevamo queste cose. Ogni persona sapevamo che la famiglia Ferreira, tutti in scaletta, perché esattamente 1 anno quasi di differenza fra uno e l'altro, e andavamo tutti in famiglia in questa chiesa, fino a che poi crescendo 14-15 anni io non ho sentito più la presenza di Dio, non ho sentito più i doveri di fare e mi sono andata da altre parti. Però era un vuoto così grande che non capivo. E quando ero in Africa l'anno scorso, negli ultimi giorni di vacanze,
E ero là tranquilla che parlavamo con... Ci sono anche dei miei amici che erano qua in quel giorno. Eravamo tranquilli, ero là che parlavo con mia madre. Lei era da 2 giorni che era in rianimazione, non perché stesse male, nel senso che stesse malissimo, perché tutta la sua patologia era così compromessa che aveva bisogno sempre di essere in rianimazione. E eravamo là che salutavo lei appena finito di mangiare e dicevo: mamma, va bene, tutto bene? E la mia amica Sabrina è qua, è andata in bagno, ero là che parlavo con mia madre e mia sorella tutto d'un colpo ha buttato giù il telefono, stavamo salutando e dopo 1 minuto dopo non c'era e lei ha detto: pregate. Si è passato 3-4 minuti e lei non c'era più. Ho sentito in questo mare che aveva una vista meravigliosa, ero là sul mare che guardavo e dicevo: no, cosa sta succedendo? Non è possibile. Ho sentito quasi come se fosse una cosa fosse andata via, ho sentito questo vuoto, questa voglia di urlare e la voce non usciva. Quando è avvicinata la mia amica io dicevo: mia madre non c'è più. E lei non c'era più. Ho avuto un giorno di terrore, perché eravamo in Africa, il giorno dopo dovevamo tornare in Italia. Ho cercato in tutti i costi il biglietto per tornare in Brasile, è in Africa più vicino a Isola di Cabo Verde, però è molto più cara. Siamo dovuti tornare in Italia e all'1:30 siamo arrivati, alle 2:30 eravamo a casa, ho disfatto la valigia, ho rifatto la valigia, alle 6 del mattino ero in aereo per tornare in Brasile. E quando sono arrivata là, alle 9, il giorno dopo alle 9:30 si poteva già vedere la salma, e tutte le mie paure, tutti i miei terrori, tutte le mie ansie, è come se avessi avuto in quel momento tutta una pace, perché quando cerchi Dio e non sai, alle volte è proprio qui in dolore che ti avvicini. E quando mia madre è una compositora per me lei è ancora qua, di inno, tutti i suoi inni è cantato e registrato da lei, ma era molto pignola, molto esigente. E tutti lì i fratelli cantavano i suoi inni, ma era una cosa, non sembrava neanche un funerale. E vedere la sua pace, la sua felicità che aveva nel viso di serenità, perché io faccio l'operatore sociosanitario e vedo tante di quelle salme che vedere la pace nell'occhio, nell'espressione, non riesco a esprimere. E lei era proprio così. E mentre facevano tutto il culto, facevano di preghiera in questo momento là, sai, noi non possiamo non perdere l'opportunità di chiedere a ognuno di noi fare la nostra parte. Vuoi essere salvo? Vuoi accettare Dio nel tuo cuore? E questa parola mi è entrata come un vento. Io non so, non ero io, le mie mani si sono alzate, in quell'esatto momento ho sentito una pace. È questo che sono qua, perché ho accettato Dio che aveva questa promessa per me, che io ho cercato e non sapevo. E oggi sono qua, perché io ho bisogno di Dio. Dio, esmi qua. Faccia secondo te la tua volontà sulla mia vita. Io sono la tua figlia, la tua serva, la tua oveglia. Guidami, Signore, in questo percorso. Ho bisogno di te per crescere, per istruirmi, per diventare orgoglio, Signore, che quando la gente sente la mia presenza, senta te, Signore. Non lascia che il nemico possa trairmi, guidarmi, ma che nel mio cuore senta la tua presenza ogni giorno. È solo questo che chiedo a ogni Dio, da quando ho scoperto che Dio è dentro di me. E perciò
questo sono arrivata. Il pastore diceva, Ira, guarda, sei pronta per il battesimo? Io dicevo, no, io non sono pronta, per un bel periodo, no, non sono pronta. E un giorno era con la Raffaella, diceva, lei doveva andare in Brasile, diceva, Ira, studiamo dopo quando torniamo. Lo Spirito Santo mi ha girato e mi ha detto, ma tu che sai se sarai pronta, se sarai viva ancora? Mi ha preso una paura. Mi ha detto così, sai, io, wow. Io ho detto, no, lo faccio. E eccomi qua, oggi, in questo momento. Grazie veramente. Ok. Cristo Gesù fa parte della tua vita. Cristo Gesù fa parte di questa tua storia. Cristo Gesù fa parte della mia storia. Amen. Amen. Ok. Laura. Solo un attimo. Io penso che questo è una cosa... era scritto che dovevi ancora aspettare. Allora, questa è la Bibbia di mia mamma, che in questo momento è solo in portoghese. Lei non poteva non esserci. E questo è la mia Bibbia in italiano che mi ha regalato la Jacqueline e suo marito il giorno che mi sono sposata. Questo è mio amore, è mia mamma. E questa, oggi volevo che lei fosse parte qua, di questo momento. Perciò oggi lei è qua anche con noi. Laura. La tua storia che è stata bellissima. Io ho sentito, ma gli altri no. La tua conversione. Io sono nata nella chiesa, i miei genitori mi portavano sempre nella chiesa, io ero una bambina molto vicina a Dio e quando non c'eravamo nella chiesa, non potevamo andare, io piangevo, ero super triste perché io volevo stare più vicina a Dio tutti i giorni. E dopo sono cresciuta e in questi ultimi 2 anni io ho sentito che mi sono allontanata abbastanza di Dio e mi mancava qualcosa. Allora ho conosciuto delle persone che mi hanno parlato più di Gesù. Ma io non ero convinta di essere battezzata, non ero convinta, avevo paura, pensavo di non essere degna. E un giorno un amico di mio papà ha detto, nessuno è degno, nessuno lo è. Ma questa è la parte bella, perché Gesù ha dato il suo unico figlio per morire per noi nella croce, per darci una seconda opportunità. L'opportunità di passare il resto della nostra vita con Lui. E allora, questa parola, Lui ha pregato per me e mi è restato in cuore questo giorno e dopo ho iniziato a riflettere su cosa ha detto Tyler e io un giorno ho aperto la Bibbia e io ho visto che Gesù stava parlando con me. Praticamente lui ha risposto alle mie domande, alle mie incertezze. E allora ho deciso di battezzarmi. Ero molto felice e anche entusiasma, molto... non so neanche dire. E è stato bellissimo stare con Lui, sentire la sua presenza. E voglio passare il resto della mia vita con Lui, vicino a Lui.
Amém. Preghiamo per loro. Nostro Padre, quanto è prezioso sentire e ascoltare la testimonianza di una conversione, di una fede, di una certezza. Veramente noi non siamo degni, ma Padre, è un'obbedienza, è una chiamata alla Tua parola. Credere e essere battezzati. E la salvezza, Padre, è una fede in Te. Grazie per Te, grazie Padre, la vita di Laura. E sempre che loro possano camminare manifestando la Tua gloria, Tua grandezza e Tuo amore. Benedici loro. E che la Tua Chiesa sia di sostegno, di appoggio a loro. Grazie alla loro vita, Padre, in nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém. Grazie, potete accomodare. E próxima domenica deve dar novamente a testemunhança, ok? Ok. Grazie. Amém. Dopo sentiremo la Valentina e verso alle 12h30, alle 13 faremo il battesimo con loro nel fiume Piave. Ok? Cantiamo? Qual è il prossimo canto? Qual è? Dio Padre. Possiamo stare in piedi? Continuiamo a lodare, adorare il nostro Dio e vivere questa esperienza di fede con Lui. Alleluia al tuo nome, Signore, noi ti adoriamo questa mattina. E ti ringraziamo, Signore, per queste vite che sono state qui davanti. E ti lodiamo, Signore, per la tua presenza qui in mezzo a noi questa mattina. Amen. Alleluia, Santo.
tua, la potenza è tua, e la gloria per sempre. Aleluia, teu nome, Senhor. Amém. Potete sedere. Amém. Come è bello sapere che possiamo adorare il nostro Dio, cantare venga il tuo reino dove si fa la volontà. Questa settimana stavo leggendo una parte di un libro e è interessante dove era il cibo, il mangiare di Gesù. Chi si ricorda? Non era nella parola. Eu stavo sempre com questo in testa, no? E Jesus ha risposto, fare la tua volontà. Ou seja, quando le persone dicono, pastore, non mi sento nutrito, non riesco a mangiare, la chiesa mi sembra che manca da cibo, dopo mi sono ricordato, è fare la volontà di Dio che è il nostro cibo, è il pane. Se io vorrei veramente essere nutrito, mangiare, è fare la volontà di Dio. Venga il tuo reino dove c'è la sua perfetta volontà. E hoje nós vamos caminhar sobre a história de personagem que nós possiamo predicare, eu penso, per 40 anni, non è un po' di esagerazione, l'apostolo Paulo. Personagem que é rico de história, personagem que te ensina. Nós estamos caminhando já por período de mentoring, de vedere dei personaggi biblici che hanno fatto le cose sbagliate e che noi dobbiamo non fare, e di personaggi biblici che hanno fatto delle cose giuste e che noi dobbiamo imparare a fare. Avere dei mentori nella nostra vita. E l'Apostolo Paulo diventa per noi un mentore. E è quello personaggio che noi vogliamo oggi studiare e leggere qua. Mentore Paulo. 1 Corinzi 11:1, quando abbiamo sentito questa testimonianza, è una cosa molto importante sapere che questo gruppo di persone non stanno appartenendo alla Chiesa Battista. Il battesimo è una ubbidienza alla parola di Dio. Perciò sono le persone che hanno creduto nella parola e stanno manifestando in modo pratico il concetto della parola, ossia credere e essere battezzato. Quando noi presentiamo i bambini, stiamo soltanto seguendo il passo che Maria ha fatto con Gesù. Maria ha portato Gesù al Tempio per essere presentato. E Gesù, dopo grande, è stato battezzato. Così noi seguiamo questo principio della parola. Un bambino noi presentiamo al Signore. Ma il battesimo è una decisione personale, quando ce l'hai un'esperienza con Cristo Gesù. Perciò aqui non è appartenere alla Chiesa, è appartenere all'obbedienza al Signore. 1 Corinzi 11:1. Paulo dice con tutta la sua umiltà e semplicità, qual è la frase? Siate? Oh, questo apostolo Paulo con tutta la sua umiltà, no? Siate miei imitatori. Ma dopo c'è una frase bellissima. Come anch'io lo sono di Cristo. 1 Corinzi 4:16, Paulo dice di nuovamente, vi esorto dunque, siate miei imitatori. Nostro Padre, vogliamo predicare, meditare, pensare nella Tua parola. Lo Spirito Santo, Padre, guida nel nostro cuore, nella nostra vita, nella nostra bocca, la Tua parola. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Como é precioso avere come mentore una persona che usa questa frase. Sembra un po' di superbia, ma sembra, quando vediamo perché, è perché lui stava imitando Cristo. Eu vorrei finire questa mensagem soltanto com questa frase. Tu puoi dire la stessa frase dell'Apostolo Paolo? Tu puoi dire ai tuoi della casa tua, ai tuoi amici o della chiesa, dite, siate i miei imitatori, perché io sono di Cristo. Tu puoi immaginare come saranno le persone se stanno imitando a te? Ok? Una buona domenica a tutti. Ciao, un abbraccio. O centro da mensagem é questo oggi.
Ou seja, eu devo saber que sono dei personaggi biblici, eu devo saber que sono delle persone nella Bibbia che io devo imitare, ma allo stesso tempo eu devo sapere che sono delle persone intorno a me che mi stanno imitando. Io sto creando una generazione, sto creando delle persone perché stanno seguendo a me. Io comincio a percepire, ma che gruppo di persone che sto creando oggi, quale generazione che sto creando. La grande responsabilità è questo. Perciò che Paolo stava dicendo a questa chiesa, che non era una chiesa facile, la chiesa di Corinzi, dicendo, oh, cari, siate miei imitatori. Guardate me, vedete me e cominciate a fare quello che io sto facendo. Ossia, avere dei personaggi biblici come mentori è vedere l'Apostolo Paolo e vedere, io comincerò a camminare come lui camminò. Io comincerò a vivere al modo come lui stava vivendo. Ossia, questa affermazione è molto forte, è un'affermazione che anche oggi, dopo circa 2000 anni, noi possiamo vedere l'Apostolo Paolo e dire, io lo seguirò, sarà il mio mentore. Quando Paulo stava dicendo questo era davanti a una chiesa, era com una comunità. E tante volte noi cominciamo a pensare in un modo molto spirituale di avere dei mentori là, ma noi dobbiamo avere mentori qua. Noi dobbiamo avere delle persone in carne e ossa, un po' di grasso anche, ossia che io posso vedere e seguire queste persone. Avere queste persone come un modello, un esempio per la mia vita. L'Apostolo Paolo c'era questo grande obiettivo di formare e di creare dei discepoli, di fare una generazione che poteva seguire quello che lui era. C'era Tito, c'era Timoteo e c'erano tanti gli altri che hanno seguito l'Apostolo Paolo e il messaggio è arrivato fino a oggi perché c'era Paolo nella storia. E il messaggio deve proseguire perché deve avere la tua persona nella storia. Perciò Paolo qua era una persona che aveva una disciplina molto grande. Abbiamo predicato circa un mese fa, 2 mesi fa, dell'importanza della disciplina. E la disciplina provoca in noi dei, chi si ricorda? Dolori. Disciplina senza dolori non è disciplina. Ossia, Paolo era una persona che aveva la disciplina e aveva dei dolori. Perciò o io prendo la disciplina per un dolore nella mia vita, o io prenderò le conseguenze dei miei sbagli come un dolore per la mia vita. La decisione è mia, la disciplina o le conseguenze dei miei sbagli. Perciò Paolo ha deciso, la disciplina sarà una cosa importante nella mia vita. E noi dobbiamo avere una vita disciplinata. Quando parliamo di questa parola, sembra una parolaccia, soprattutto per un adolescente e per un giovane, no? Disciplina. Io posso dirvi di modo molto chiaro, senza disciplina noi non andremo da nessuna parte. Carlo e Fausta e anche... Ai, mi suggerito il tuo nome. Enisa, siete venuti da Verona con disciplina per l'autostrada per arrivare qua. Voi avete uscito, penso di sì, no Carlo, tu hai fatto così. Voi siete usciti di casa con la disciplina per arrivare qua. La disciplina di guidare bene. Noi dobbiamo avere la disciplina per adoperare la opera del Signore e essere fruttifero e avere una vita prospera. Non esiste la prosperità senza la disciplina. Luca 9,62 c'è un testo che Paolo prende a serio. E noi come cristiani dobbiamo prendere a serio questa storia. Luca 9,62. Ma Gesù le disse, nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è dato per il regno di Dio. Paolo era una persona che tu potevi contare nei momenti difficili e nel momento di festa. Paolo era un personaggio che tu potevi contare quando lui stava soffrendo, ma anche quando lui stava bene. Ossia, Paolo era una persona coerente e manteneva la sua parola in una decisione che aveva preso. Avere Paolo come mentore è sapere che la disciplina fa parte e tutto quello che io inizio, io finisco. Non si può iniziare e abbandonare, si deve proseguire. Perciò Laura, Irati, avete fatto una decisione e questa decisione per quanto tempo? Per sempre. Quando abbiamo preso una decisione è per sempre. La parola che abbiamo detta
è detta al Signore e non agli uomini. E è su questi punti che vorrei camminare con l'Apostolo Paolo oggi. 3 punti importanti. Come vi ho detto, oggi faremo una meditazione di quasi 30 minuti, ma la storia di Paolo è una storia bellissima. Primo punto di Paolo che è importante, lui proseguiva i suoi obiettivi. Filippesi 3, 12 e 14. Filippesi 3, 12 e 14. Fino a 14. Non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione, ma, che cosa dice Paolo? Proseguo. Ma proseguo il cammino per cercare, e adesso c'è una parola bellissima, voi italiani sapete bellissimo il significato di questa parola, cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quello che stanno davanti, che cosa fa lui? Corro verso la meta per ottenere il premio da celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Paolo aveva un obiettivo e proseguiva. Paolo aveva un obiettivo della sua storia e era perseverante. Se eu vorrei prosperare nella mia vita con Cristo, nella mia vita un professionista, nella mia vita di famiglia, la perseveranza è importantissima. Eu devo avere obiettivo chiaro nella mia vita. Quali sono i tuoi obiettivi? E Paolo stava dicendo, è la conoscenza di Cristo. Il mio obiettivo è camminare come Cristo stava camminando. E è questo obiettivo che eu devo proseguire. Ossia, Paolo proseguiva nonostante le battaglie che lui stava soffrendo. Tante volte noi perdiamo l'animo quando ci sono delle piccole difficoltà nella nostra vita. Perciò io sempre dico, le difficoltà sono delle cose più preziose che noi troviamo nella vita. Difficoltà è un momento di gioia, di allegria, non è un momento di disperazione. E o problema è che noi non siamo abituati, noi non siamo stati allenati, preparati, noi non abbiamo la disciplina di sapere gestire una difficoltà della vita. Le opposizioni sono necessarie. Una cosa che mi piace, la Chiesa lo sa, quando ci sono le opposizioni io sono felice. Quando ci sono le opposizioni è una cosa che mi porta gioia, perché sto camminando verso Cristo. Quando ci sono le difficoltà è prezioso, perché stiamo camminando verso Cristo. Perché se tutto diventa facile è perché c'è qualcosa sbagliato in noi. La camminata con la Chiesa, la camminata con Cristo non è una passeggiata. L'opposizione sono le difficoltà, ma è questo che deve spingere a noi a continuare fortificato nel Signore e a continuare questa opera. Perché noi stiamo combattendo contro un nemico della nostra anima, che è il diavolo. E è lui che comincia a inserire le difficoltà e dei problemi. E Paolo sapeva di questo, ma lui era perseverante. Lui non guardava alla destra neanche alla sinistra. Era il suo obiettivo, voleva essere come Cristo. C'è un capitolo nella Bibbia che io vi lascio per leggere a casa questa sera, che è 2 Corinzi 11. E Paolo comincia a descrevere le difficoltà che lui aveva per continuare a avere i suoi obiettivi. Perché mentre lui stava predicando il Vangelo c'era dei naufragi. Mentre lui stava predicando il Vangelo c'era dei briganti. Mentre lui stava predicando il Vangelo c'era la verga. Mentre lui stava predicando il Vangelo lui era lapidato. Mentre lui stava predicando il Vangelo c'era pericolo di morte. Mentre lui stava predicando il Vangelo c'era dei falsi fratelli dentro della Chiesa. Mentre lui stava predicando il Vangelo c'era la fame, c'era la sete, c'era freddo e c'era un elenco delle altre cose che lui subiva. Ma lui, nonostante tutto questo, ha continuato con perseveranza perché il suo obiettivo era Cristo. Quante volte tu hai mollato, hai desistito di una opera perché una frase di un fratello, di una sorella? Perché una situazione economica nella tua vita, perché una situazione di famiglia, perché una situazione della Chiesa, tu hai lasciato tutto indietro. Dove c'è il proseguire su un obiettivo Cristo. Perciò avere Paolo come mentore, non importa le circostanze, non importa le difficoltà, eu continuo.
perché io sono una persona di parola. Ho preso l'aratro, io vado avanti. Laura, Irati, avete preso una decisione, andate. E potete sapere che questa andata, questa passeggiata, questa camminata non sarà una passeggiata, non sarà semplice. Perché di più io conosco Cristo, più sono gli avversari, più grandi sono le difficoltà. E Paulo fa questa narrativa. Se tu vuoi conoscere le difficoltà di Paulo, basta leggere la storia della Chiesa di Corinzi. Perché quella Chiesa che Paulo stava criando, stava dicendo, tu non puoi venire qua, Paulo. Ma io ho creato questa Chiesa. Paulo, tu no. Paulo, tu non sai neanche predicare. Apolo è molto più bravo di te. E dove Paulo andava? A Corinto. Dove Paulo andava? A questa Chiesa. Perché il suo obiettivo era Cristo. 1 Corinzi 4:21. Ora, alcuni ci sono gonfiati d'orgoglio, come se io non dovessi più venire da voi. Ma se il Signore vorrà, mi recherò presso da voi e conoscerò non il parlare, ma la potenza di coloro che si sono gonfiati. Perché il regno di Dio non consiste in parola, ma in potenza. Che volete? Che venga con voi con la verga o con amore e con spirito di mansuetudine? Semplice. 2 Corinzi 10:10. Qualcuno dice infatti, le sue lettere sono severe e forti, ma la sua presenza fisica è debole. E la sua parola è cosa di nulla. Quando stavo predicando questo messaggio, stavo pensando, quale sarebbe la mia risposta a una chiesa a Treviso, a Padova, a Verona, a Conegliano, a Belluno, se le persone dicono, Pastore Caio, la tua presenza è nulla, il tuo messaggio è nullo. Quale sarebbe il mio atteggiamento? Siamo in 3 pastori qua, e se la gente comincia a dire, pastore, preferiamo gli altri 2, tu no. La tua presenza è nulla. Quale sarebbe il mio atteggiamento? Era questo che la Chiesa di Corinto stava facendo con Paulo. Ma Paulo ha desistito? No. Paulo ha mollato? No. Perché lui aveva un obiettivo che era il Signore. Lui aveva un obiettivo che era il Signore. E lui continuava in questa strada. La camminata con Cristo non è semplice. Non è un convertirsi che tutto sarà bello. Scusate Giorgio. Ma dopo che Giorgia si è convertita, la sua mamma si è convertita, voi non potete immaginare tutto quello che questa famiglia sta soffrendo oggi fisicamente. Io penso che tra poco loro scriveranno un libro delle sofferenze e delle difficoltà dopo la conversione. Ma la gloria del Signore sta si manifestando. E qualcosa di bello e prezioso noi vedremo ancora con i nostri occhi. Umanamente non riusciamo a capire perché questo con Roberto e con Giorgio. Ma spiritualmente stiamo cercando di vedere con gli occhi del Signore perché. Se voi non conoscete, prendete questa ragazza sposata con 2 figli, già una signora, o Roberta, e fate una camminata con loro e vedere dove è il loro amore. Sono qua, davanti a noi. Sono dei mentori per noi. L'Apostolo Paolo è mentore per noi perché nonostante questo io continuo perché il mio obiettivo è Cristo e conoscere Cristo è molto più prezioso delle opinioni degli altri, molto più prezioso delle circostanze. È il Signore. Lui voleva essere perfezionato in Cristo. Lui voleva il perfezionamento dei credenti, dei cristiani. E nonostante che quella chiesa lo rifiutava, lui desiderava che quella chiesa fosse più matura. È questo Paulo che eu devo imparare. Quando eu vivo la conversione con Cristo, la mia priorità sono le difficoltà che io trovo per avere una vita ancora più intensa con Cristo e trovare queste difficoltà come opportunità di servire. È questa la mia priorità. Dove sono le difficoltà, io sono lì. Proseguire per o caminho per afferrare la vita com Cristo. Paulo me diventa mentore quando nelle difficoltà io continuo con lo stesso entusiasmo. Naufragio, qual é o problema? Pericolo de vida, qual é o problema? Le malattie, qual é o problema? Fame, qual é o problema?
abbandono, tradimento. Qual é o problema? É Cristo, é Dio, perché questo non mi abbandona mai. È la esperienza con Cristo. Perciò che la vita cristiana non è una passeggiata, non è un proseguire di una vita leggera, è un proseguire con trasformazioni nella mia vita. Vivere con Cristo è con dolore, sì. Vivere con Cristo è con difficoltà, sì. E tu mi dirai, pastore, oggi sono tanti ospiti predicando o evangelho dicendo che vita con Cristo è con dolore. Eu non posso ingannare nessuno. Eu non posso ingannare. E questa è la parola. Ma la mia convinzione, la mia certezza, la mia sicurezza dell'eternità, di quello che Cristo ha fatto per me su quella croce, e ha versato un sangue puro per me, ha vissuto una vita degna qua per me, è questo che mi stimola ancora di più a vivere per Cristo. Eu não posso criar um idealismo de uma chiesa perfeita que não existe, questo è diabolico. Eu devo criare un idealismo di una vita in Cristo, con le difficoltà in questa vita, per un'eternità con Lui. C'è un testo che mi piace tantissimo, 2 Corinzi 4, 16, 17. Perciò non ci scoraggiamo, anche se o nostro uomo esteriore si va, com 60 anni eu já vedo questo, si va disfacendo, e o nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. E adesso vem delle parole stupende qua, perché la nostra momentanea quando eu leggo questo brano qua io entro in crisi, perché la nostra momentanea e leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato, invece di leggera, che cosa c'è adesso? Peso. Invece di momentanea, che cosa c'è dopo? Eterno di gloria. Quando i miei occhi si aprono alla vita con il Signore, io vedo che questa momentanea e leggera afflizione produrrà un peso eterno di gloria. Amém, Georgia? Amém, Chiesa? Eu devo pensare che questo momentaneo si diventerà eterno com o Signore. È qua che sono i nostri occhi. Miei occhi non sono su questa vita. È l'eternità con il Signore. È questo peso eterno di gloria al Signore. Perciò se tu vuoi camminare con Cristo, wow, a persecuzione arriverà. Se tu vuoi avere una vita intima con il Signore, wow, ci sono tanti combattimenti. Wow, alleluia! E è questa la nostra vita con Cristo, perché sto pensando nell'eternità con Lui. Primo punto, Paulo aveva questo obiettivo e era perseverante. Secondo punto, Paulo combateva il buon combattimento. 2 Timóteo 4,7. Ho combattuto il buon combattimento. Ho finito la corsa. Ho conservato. Qual era o congedo di Paulo? Ho combattuto il buon combattimento. Ho finito la corsa, ho conservato la fede. Perciò noi siamo stati chiamati a combattere, ma il buon combattimento. Nós vivemos de fede em fede, de combatimento em combatimento, de vitória em vitória, de conquista em conquista. Mas eu devo descobrir qual é o bom combatimento. Eu não posso esprecar em meu tempo a combater um combatimento que não appartiene a mim. A combater um combatimento que não é justo. Eu devo saber, haver o discernimento do Senhor a combater o bom combatimento. Perciò que o Paulo afirma que o nosso combatimento é espiritual. Non è contro carne e sangue. Paulo aveva delle situazioni delicate che doveva affrontare e vedeva chi era il vero nemico. Chi era il nemico di Paulo? Punto. Chi è il tuo nemico? Punto. Nosso nemico non è le persone, non sono le persone. Efesini 6,12. E o nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Noi non possiamo combattere contro una creazione di Dio, una creazione a immagine e somiglianza di Dio. Tante volte noi cominciamo a fare un combattimento sbagliato e cominciamo a combattere le persone. Non è questo il nostro combattimento.
E Paulo estava dizendo, o bom combatimento é contra o inimigo da nossa ânima. Gênesis capítulo 3. É o diavolo que vuole distruggere la nostra vita. È lui che toglie la nostra gioia. Usa le persone? Sì, usa le persone. Ma non sono le persone. È un nemico della nostra anima. È lì che Paulo stava dicendo che noi dobbiamo combattere. Eu sono molto preoccupato oggi con la Chiesa, perché sta entrando questo senso di un idealismo di destra e di sinistra dentro delle chiese. E noi stiamo combattendo contro questo. Nós não siamo stati chiamati a questo. Nós não possiamo combattere con un idealismo di destra o di sinistra. Nós dobbiamo combattere contro o nemico della nostra anima, che è il diavolo. E nós stiamo permettendo che questa divisione destra e sinistra possa entrare nella Chiesa e creare separazioni dei fratelli e delle sorelle. Chi crea divisioni? Diavolo. Adesso userò una frase qua che qualcuno comincerà a lapidarmi, non c'è nessun problema. Nós stiamo combattendo chi è vaccinato contro chi non è vaccinato. Nós stiamo combattendo quelli che non sono vaccinati con quelli che sono vaccinati. Eu não trovo modelo bíblico per questo. Eu trovo um modelo bíblico de combattere contra o diavolo e não contra i nostri fratelli e sorelle. Eu não estou qua per combattere con questo. Eu não estou qua per creare un combattimento, una guerra per questa storia. E questo noi stiamo dividendo la Chiesa. E è questo che il diavolo vuole. Nós sappiamo che abbiamo un solo nemico che vuole distruggere la opera del Signore, che è un nemico, e prende la nostra debolezza e comincia a inserire nelle nostre debolezze dei punti importanti per Lui, e noi cominciamo a creare delle situazioni contro le persone. Noi non possiamo fare questo. Paulo combatteva il buon combattimento. Lui combatteva contro il nemico della nostra anima. Eu devo sapere che eu devo combattere spiritualmente contra o inimigo della nostra anima. Nós viviamo in un mondo oggi che i nostri stanno con la mancanza di perdono e il diavolo è lì. L'amarezza dei cuori e il diavolo è lì. Pigrizia, álcool, droga, vendetta, solitudine, abbandono, pettegolezza, divisione, dubbio sulla presenza del Signore, e il nemico è lì. E nós stiamo combattendo con le cose che non c'entrano niente. Eu devo lavorare in queste aree della vita spirituale delle persone per portare la persona a una trasformazione spirituale. Penso che avete seguito quello che è successo con quella ragazza di Castelfranco. Non sappiamo ancora la sua storia. Che cosa ha fatto suo zio nell'altro giorno? Si è buttato da un ponte, si è suicidato. È contro questo nemico dell'anima delle persone che noi dobbiamo combattere. Noi viviamo in mezzo alla gente che soffre, che vive nell'abbandono. Noi viviamo in mezzo alla gente disperata, perché loro non conoscono questo Cristo che ti dà certezza e sicurezza di eternità. È questo combattimento che io devo fare. Non lo so dove tu abiti, quante persone tu già hai portato a conoscenza di Cristo. Perché il buon combattimento è prendere queste persone che abitano vicino a casa tua, nello stesso palazzo o vicino a casa tua, e portare loro una conoscenza di Cristo, a liberare queste persone dalla malvagità del nemico. È questo il buon combattimento che io devo vivere. Tu já hai creato un piccolo gruppo di preghiera nel palazzo dove tu abiti? Un gruppo di studio della parola del Signore dove tu abiti? È lì il buon combattimento. È portare le persone alla conoscenza di Cristo. Noi dobbiamo combattere con la gente che sta soffrendo, perché il diavolo sta usando queste persone. E noi non possiamo stare in silenzio. Dobbiamo essere attivi a portare la gente a una speranza. Noi stiamo combattendo contro le persone, non possiamo. Tizio, Caio e Simpronio sono delle persone difficili? Sono. Ma sono queste persone che sono state create a immagine e somiglianza di Dio e devono essere liberate dalle azioni di un nemico a conoscere Cristo. Le persone che tu trovi sono difficili, sì, ma Dio ti ha dato un'opportunità per liberare queste persone.
Queste persone sono deboli, sono fragili, sono usate da un nemico per distruggere la loro vita. È lì che io devo predicare Cristo. Perciò Paolo diceva, io non mi vergogno del Vangelo, perché è la potenza di Dio. È la potenza di Dio per i giudei e per i greci e per gli italiani, per i brasiliani, per i romeni, per gli inglesi, per tutti. È la potenza di Dio. Io non mi vergogno di predicare questo Vangelo. È questo il buon combattimento. Io avrò Paolo come mentore quando io avrò questa certezza e questa sicurezza che sto combattendo il buon combattimento come lui mi ha insegnato. Perciò che Paolo, quando dice che il nostro nemico è spirituale, io devo prepararmi. E la Chiesa deve prepararsi. Deve leggere la parola? Sì. Deve studiare la parola? Sì. Deve pregare? Sì. Deve avere fede? Sì. Deve avere unioni? Sì. Ossia, deve vestirsi della armatura completa di Dio per discernere adesso dove sono veramente gli avversari. E vedrà che l'avversario è uno solo, che è un nemico, che è il diavolo. Perciò, Chiesa, rivestitevi della completa armatura. Preghiera, parola, fare la volontà, predicare il Vangelo. Fa questo. Cominci a vivere in unione uno con gli altri e tu percepirai dove è un nemico della nostra anima. E adesso avrai discernimento di fare il buon combattimento. Quando io comincio a fare questo, i miei occhi vedranno il Signore e io vedrò dove io devo combattere e con chi io devo combattere, che è contro il nemico. Perciò devo vedere le cose, ho messo occhiali adesso, per vedere le cose con gli occhi del Signore, non con i miei occhi. Paolo è il mio mentore. Quando eu comincio a avere discernimento, dove è il giusto combattimento. E l'ultimo punto está in Galati 1:10, e qua vi lascio questo consiglio in modo molto prezioso. È quello che io cerco di vivere nella mia vita tantissime volte, in un momento di decisione. Galati 1:10. Vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei? Qual è il terzo obiettivo qua di Paolo? Gradire il Signore. Gradire il Signore. Tante volte noi siamo schiavi della gente e vogliamo fare le cose per gradire gli uomini. È una schiavitù. Noi siamo stati chiamati a gradire il Signore. E Paolo dice, perciò qui, questa frase qua, gradire il Signore, gradire Dio, è il segreto di una vita prospera, di una vita libera e di una vita piena. Io sono qua per gradire il Signore, non la gente. Io sono qua per soddisfare il Signore. E quando sto qua per soddisfare il Signore e gradire il Signore, io comincio a diventare un servo delle persone. Ma un servo delle persone non è fare, scusate, i capricci della gente. Io sono un servo del Signore per portare le persone alla conoscenza di Cristo e non per fare i capricci delle persone. Tante volte noi stiamo qua oggi per soddisfare le persone. Io devo essere politicamente corretto, non posso dire questa frase, non posso agire in questo modo. Quando il mio cuore è per gradire il Signore, è il Signore. Io lo avrò discernimento di fare le cose, non per gradire la gente. Tu già hai percepito una cosa nella vita? Con 60 anni ho già percepito questo. Le persone che tu hai dato più attenzione sono quelle persone che ti hanno abbandonato. Le persone che tu hai dato tante opportunità sono quelle persone che ti hanno girato le spalle. Già hai percepito questo? Come sì? Se tu non hai questo è perché tu non hai 60 anni. Okay? Se tu já hai vissuto questo, já ce l'hai 60 anni. Ossia, se noi cominciamo a scoprire che stiamo qua per gradire il Signore, tu vedrai che tu starai creando delle persone mature e preparate all'opera del Signore. Perciò che quando sto gradendo al Signore, io comincio a percepire se serve un abbraccio a quella persona o se non serve un abbraccio. Se sto gradendo al Signore, io comincio a percepire se quella persona merita una verga o non merita una verga. Se sto per gradire al Signore, io comincio a percepire il senso della disciplina con quella persona.
Se estou per gradire il Signore, io comincio a percepire il modo che io devo appoggiare quella persona. Se estou per gradire il Signore, io comincio a vedere il modo che io devo correggere quella persona. Ma io non aspetterò di questa persona un grazie, un regalo. Io aspetterò del Signore soltanto le sue benedizioni. Paolo voleva gradire il Signore, non agli uomini, perché lui ha imparato questo nella storia. Se io vorrei avere Paolo come mentore, io devo gradire il Signore, punto. Colossesi 3, 17 e 23 dice così: qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il e non per gli uomini. È per il Signore. Quando la mia mente e il mio cuore comincia a fare la volontà del Signore, io non avrò paura di sbagliare. Quando la mia mente, il mio cuore e la volontà sono collegate con il mio amore con il Signore, io sono sicuro di quello che io farò è giusto. Non siamo schiavi delle persone per fare i loro capricci, ma serve per aiutare a vivere la completa vita di Cristo. Non siamo schiavi per aspettare qualche approvazione umana. Questo è un disastro. Noi siamo servi per sentirsi approvati dal Signore. Io non sto qua per aspettare un abbraccio, un ringraziamento delle persone, ma è il Dio Signore. Se qualcuno mi abbraccia, amen. Se qualcuno dice grazie, ok. Ma più prezioso è quello che viene dal Signore, perché io sono nato per gradire il Signore. Io sono pronto qua per usare la verga o per usare un abbraccio. Io sono pronto qua per la disciplina e per la correzione, ma anche per una parola di appoggio. È questo il camminare con Cristo. Perciò, quando comincio a ricordare la storia di Cristo, ricordiamo nell'ultima prima domenica della sua morte che cosa succede? Una folla che gridava Osanna, Osanna, il re sta arrivando. 5 giorni dopo, che cosa gridava questa folla? Con il frigigelo. Paolo aveva naufragi, aveva tempesta, aveva briganti, aveva falsi fratelli, aveva tutto questo, ma era per gradire il Signore. Perciò che Paolo come mentore, io avrò una vita molto più libera. Gradire il Signore, io devo conoscere il Signore. Io só posso gradire il Signore se io conosco Lui molto bene. Io só posso gradire a Astrid se eu la conosco benissimo. Altrimenti eu non saprò come. Conoscendo il Signore, sono in grado di gradire a Lui. E questa è la nostra sfida. Perciò proseguire. Perseveranza. Il buon combattimento. Não sprecare le vostre energie dove non si deve usare. Perciò gradire il Signore. È un segreto che Paolo ci lascia. È un esempio per una vita libera e una vita di conquista. E vi lascio questa meditazione per tutti noi. Paolo come un buon mentore. Amen? Preghiamo? Pensa nella tua vita. Proseguire, disciplina, perseveranza. Fa parte della tua storia? Le difficoltà per te sono un grande momento di impulso, di entusiasmo? Pensi nella tua vita, i tuoi combattimenti. Dove sono? Contro chi? Pensa nella tua vita, gradire il Signore. Quando sto gradendo il Signore, io farò le cose giuste. Paolo come nostro mentore ci aiuta tanto a vedere che se Lui ha fatto, anch'io posso.
Nosso Padre, ti ringrazio perché tu hai lasciato la storia di Paolo in modo che noi possiamo conoscere. E conoscendo questa storia noi possiamo vivere. La vita con te sappiamo che non è una passeggiata, ma c'è il prezioso di una speranza, di una fede, di una certezza, di una sicurezza eterna. La tua parola è viva, efficace, trasforma, cambia. Grazie. Io ti ringrazio, Padre, che io possa avere Paolo come una persona che io posso seguire. E la mia preghiera è che i miei fratelli e sorelle possano avere anche lo stesso desiderio. Avere una comunità, un popolo, una gente che prosegue, che cammina, che combatte il buon combattimento e che è pronta soltanto a gradire a te e a servire. Grazie. Grazie, Padre, per questa opportunità e questo privilegio. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Amém, chiesa? Possiamo avere Paolo come mentore? 7 persone mi hanno detto amém, così sono 7 persone che cammineranno insieme. Alleluia. Ok. Cantiamo. È un momento di offerta, di consacrazione delle decime. È un momento che tante volte le persone, pastore, devo consacrare. È una libertà. E è prezioso che la parola ci insegna o quanto è più bello dare che ricevere. Io credo che il Signore benedice tutto questo. Perciò è una esperienza di fede, questo momento di offerta. Abbiamo un maialino qua che non sa, noi stiamo aiutando i bambini in Venezuela e stiamo aiutando anche gli orfani e le vedove in Siria, con tutti questi combattimenti. Sono i 2 ministeri, opera missionária che stiamo servindo. È un maialino qua. E tutte le altre per le offerte per la nostra comunità. La chiesa qua vive soltanto con le offerte e decima nostra. Non riceviamo niente da fora. Perciò è un momento di mantenere e sostenere quest'opera. Possiamo fare con gioia, com alegria? Amém? Possiamo stare in piedi, chiesa? Cantiamo un cantico che si chiama Vieni, questo è il tempo. Vieni, questo è il tempo, vieni e possa contribuire in questo momento. Amém? Possiamo stare in piedi e lodiamo il nostro Signore.
Preghiamo. Carlo, puoi venire qua? Carlo, che non conosce, quello che fanno parte do grupo de preghiera, sala número 3 do lunedì conosco lui già, no? Questo incontro di preghiera è meraviglioso lunedì, perché noi stiamo conoscendo i fratelli e sorelle di diversi posti e questo è meraviglioso. Carlo e Fausta abitano a Londra, vengono in Italia più o meno una volta all'anno, passano 3-4 mesi qua, e lui oggi è qua per vedere i battesimi, stare insieme con la Chiesa, e fa parte della nostra Chiesa. È una persona che ci dà un grande appoggio. Carlo, la preghiera è tua adesso. Grazie Caio. Signore, ti ringraziamo che abbiamo potuto essere presenti oggi tutti insieme con la tua Chiesa qua a Treviso. Non è la nostra Chiesa. Ognuno che è qua presente oggi è la tua. Signore, ti ringraziamo per ogni persona che è presente, anche quelli che sono a casa, che non possono essere qua oggi. E ti chiediamo, Signore, di benedire queste persone che fanno battesimo oggi, anche i loro familiari. Specialmente, Signore, se ci sono familiari che non ti conoscono ancora. Ti chiediamo, Signore, di aprire il loro cuore e anche di aprire ogni cuore di ogni familiare che abbiamo noi che non ti conosce ancora. Noi vogliamo e preghiamo che queste anime vengano da te. Grazie per ogni persona che ha servito con così tanta dedicazione a questo culto stamattina e vi chiediamo, Signore, ti chiediamo di benedire ognuno di noi. Nel tuo santo nome. Amen. Potete accomodarvi? Grazie. Stiamo finendo il nostro culto. Le avvisi, avete visto sull'informativo già che sono dei libri molto interessanti, Genero, e un altro libro su Ama il tuo corpo, che sono arrivati in libreria. È molto importante per i genitori leggere questi libri, perché ci dà un'idea di quel biblicamente come rispondere al momento che stiamo vivendo, ok? Sono due libri interessanti che sono arrivati in libreria, ci sono dei calendari anche per poter parlare con Walter, ok? Gli altri avvisi, questa settimana non abbiamo ancora il riparto nello studio, prossima settimana l'altra sì. Incontro di preghiera questa settimana mantiene, ok? Stiamo lunedì, martedì, giovedì, e stiamo in preghiera, e anche domenica con il gruppo di Belluno. E, ok, gli altri avvisi, ok? Vieni qua, Rubens. Já avete percepito che questo ragazzo da circa 2 mesi viene in chiesa, no? Rubens, lui è un maestro di musica, lui è arrivato già da circa 2 mesi. Vendo la sua storia, il suo lavoro in Brasília, è una cosa molto interessante, preziosa, forte, bello. E Dio ha portato lui qua. E lui già ha iniziato pian piano il lavoro con la nostra comunità a Padova e già sta preparando musicali per Natale con la nostra comunità di Padova. E vuole iniziare anche un lavoro qua con la nostra comunità, non solo di Treviso, ma di tutte le nostre sedi Agape, un grande corale Agape, un grande coro Agape. Così lui comincerà a conoscere le vostre voci, conoscerà il vostro tempo e starà servindo il Signore qua. Ok? Ruben Spada, la sua figlia Giulia, ok? Può stare in piedi. E sono qua, stanno servindo il Signore e inizierà anche con lezioni di musica con l'associazione, ok? Così è un regalo che Dio ci ha donato per servire qua al Signore. È questo, no? Benvenuto. Qualche dubbio potete parlare con lui e di come lui starà servindo qua al Signore, ok? È un privilegio per noi stare lui. Próxima settimana starà arrivando un'altra persona, anche un forte talento musicale, e starà anche lavorando soprattutto con la nostra sede a Padova, ma starà anche camminando con le altre sedi. Dio sta facendo delle belle cose, siamo contenti, siamo nella gioia. Bello quello che Dio fa. Bellissima domenica. Tu che sei nostro ospite oggi, che Dio ti benedica, grazie della tua presenza la prima e seconda volta. Siamo qua. E che Dio possa benedirti e che tu possa vivere questa grande gioia del nostro Signore. Grazie della tua presenza
E questo Dio che noi lodiamo, cantiamo, servendo, è questo Dio che ci ha creato immagine e somiglianza sua e che vogliamo retribuire questo amore. Grazie alla tua presenza. Siamo qua, siamo a Padova, siamo a Verona, siamo a Belluno, a Conegliano. Siamo. Ok? Non sono dimenticato di niente? Dopo, adesso andiamo tutto il fiume Piave a Covolo di Pederoba. C'è un posto che si chiama Barche e là faremo il battesimo, è un posto bellissimo, c'è tanto prato, c'è tanto alberi, speriamo che il vento non venga a mettere giù, ok? E faremo dei battesimi lì. Io penso che sono adesso 12, arriveremo là verso le 12:40 e verso le 13 iniziamo i nostri battesimi là, ok? Così andiamo di là, faremo un piquenique, mangiamo insieme, condividiamo. Ok? Ci sono dei tavoli qua e sedie, non so se sono di diaconi, se qualcuno vuole portare in macchina una sedia, un tavolo, ok? Potete parlare con i nostri diaconi e possiamo portare là e stare insieme al pomeriggio oggi a godere di questa bellissima giornata. Dio vi benedica, ciao, una buona domenica, a casa, ciao!